sangue sulle strade del Veneziano. Oggi 2 motociclisti sono rimasti coinvolti in 2 diversi incidenti a Jesolo. Uno di loro non ce l'ha fatta. A Caorle 2 donne e un minore originari dell'Est Europa sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto in abitazione, una delle 2 in gravidanza. Caos e disagio già all'aeroporto Marco Polo di Tessera, con oltre un centinaio di voli cancellati per il nuovo sciopero di 8 ore dei lavoratori dell'Handler e della sicurezza. C'è una forte carenza di manodopera nel settore dell'edilizia. L'allarme è stato lanciato dal presidente dell'Associazione dei Costruttori di Venezia, Giovanni Salmistrari. Il fascino di un'atmosfera unica sotto le stelle a Jesolo. La notte di speranza è stato lo spirito con cui si è svolto l'evento, con il desiderio di fare del bene, protagoniste le ragazze dell'Irigem. Redentore, tutto pronto a Venezia per la Notte dei Fuochi. Domani alle 19 in diretta su Antenna 3 la messa celebrata dal patriarca Moraglia alla Giudecca. Solo nella serata di mercoledì la Sagra del Pesce di Chioggia ha registrato circa 10.000 persone. Tra gli obiettivi dell'evento quello dell'inclusione. Buongiorno e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Venezia. Come avete sentito nei titoli, l'apertura è dedicata alla cronaca con 2 diversi incidenti stradali che si sono verificati a Jesolo. Protagonisti, anzi vittime, 2 motociclisti, uno dei 2 non ce l'ha fatta. Scontro fatale poco dopo le 12 lungo via Adriatico a Jesolo. Un motociclista 50enne, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un'auto. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono giunte immediatamente le ambulanze e l'elisoccorso del 118, che ha trasferito il Centauro nell'ospedale di Mestre, dove è stato sottoposto a un disperato intervento chirurgico. Ma dopo poche ore il 50enne è morto per le gravi ferite riportate in seguito all'impatto. Solo 2 ore più tardi, sempre a Jesolo, un altro motociclista 50enne è rimasto coinvolto in un incidente, scontrandosi anche lui con un'auto. Trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Mestre, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla gamba. Non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Donà di Piave. Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail. 3 i feriti, di cui 2 gravi ed eli trasportati rispettivamente a Portogruaro, Mestre e Caorle. E il bilancio di un incidente di questo pomeriggio avvenuto attorno alle 15:30 a San Stino di Livenza, in località Sette Sorelle, direzione Caorle. Angelica Hatter ha bivaccato nei pressi del Bosco delle Penne Mozze prima della strage di Santo Stefano. La donna, che secondo una testimonianza dimostrava di comportarsi in modo strano, ha frequentato le colline della Marca per almeno 2 giorni. È in questo parco, il Bosco delle Penne Mozze, a 2 passi da Cison di Valmarino, uno dei borghi più belli d'Italia, dove è stata vista più volte passeggiare Angelica Hatter, la donna che ha compiuto la strage con la sua auto a Santo Stefano di Cadore. Secondo la testimonianza di un residente che frequenta regolarmente la zona, la 32enne tedesca, prima di recarsi a Santo Stefano di Cadore, aveva passato almeno 2 giorni nei pressi del Boschetto degli Alpini, bivaccando nella sua auto in questo parcheggio. Immagino che fosse così attratta da questi posti dove poter ricercare un po' di solitudine e di serenità. La donna è stata vista passeggiare da sola, incrociandola non rispondeva al saluto, a volte borbottava, sembrava avere un atteggiamento impaurito e sospettoso. In questo piazzale era stata vista riposare nel baule della sua auto, divenuta la sua casa ambulante. Angelica Hatter sembrava già manifestare quei disturbi psichiatrici che l'hanno poi spinta a guidare l'auto a folle velocità e a uccidere la famiglia di Favaro Veneto in vacanza nel Cadore. Una strage che forse poteva commettere prima in queste colline frequentate da molti turisti. Come è successo a Santo Stefano di Cadore, poteva succedere anche qui, per cui è un po' inquietante la situazione. Sono in molti a chiedersi perché una persona con problemi psichici fosse libera di guidare un'auto. Io direi che chi soffre di disturbi psichici non c'è proprio da dare la patente, ritirarla. È questo il discorso, perché si mettono in macchina dei pericoli, delle bombe, sono bombe queste, e infatti si è visto cosa è successo. A Caorle 2 donne e un minore originari dell'Est Europa sono stati arrestati con l'accusa di furto in abitazione.
I carabinieri di Caorle hanno arrestato 2 donne, di cui una in gravidanza e un minore, tutti dell'Est Europa, ritenuti responsabili di furti in appartamento avvenuti nelle ultime settimane. Gli arrestati, domiciliati a Cavarzere, si muovevano su un'auto con targa francese. Forzavano con delle sottili schede e apriporta la serratura delle abitazioni e rubavano soldi, gioielli, vestiti, trucchi, profumi, ma anche generi alimentari. Fondamentali per l'esito delle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei cittadini. I 3 sono ritenuti responsabili di 8 furti per un danno patrimoniale di circa 15.000 euro. Arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per una donna e divieto di dimora e transito in Veneto e Friuli Venezia Giulia per l'altra, mentre il minore permarrà nella comunità in cui era stato collocato dai carabinieri. Caos e disagi oggi all'aeroporto Marco Polo di Tessera, con oltre un centinaio di voli cancellati per il nuovo sciopero di 8 ore dei lavoratori della movimentazione bagagli e quelli della sicurezza. Non sono creati dai lavoratori, ma da coloro che hanno gestito questo aeroporto. Giornata difficile all'aeroporto Marco Polo di Tessera per le 8 ore di sciopero nazionale degli handler, cioè gli addetti alla movimentazione dei bagagli. Chiedono il rinnovo del contratto. A protestare anche gli operatori alla sicurezza per l'aumento beffa, dicono, dello stipendio, è pari a 28 centesimi all'ora. Siamo in una situazione veramente insostenibile. Siamo abbandonati a noi stessi in situazioni di sfruttamento e sotto organico costante. Per lo sciopero, traffico aereo paralizzato con disagi e caos passeggeri, con oltre un centinaio di voli cancellati o sospesi, con le immancabili lunghe code ai banchi check-in, 3 imbarchi chiusi o in attesa di un decollo più e più volte rinviato. Noi chiediamo di avere dignità salariale e lavorativa. Siamo abbandonati a noi stessi e dobbiamo sopperire alle carenze di una malgestione. Turni massacranti, denuncia Triveneto Sicurezza, per uno stipendio certamente inadeguato per mansioni e competenze e non ultimo stress emotivo. È giunto il momento di cambiare rotta e di ridare un salario che possa far sì che le famiglie possano continuare a vivere in modo dignitoso. Da Tessera a Venezia per un'altra manifestazione, un flash mob a favore del salario minimo a 10 euro l'ora. Mai più lavoro nero, non esisto, ma ci sono. Questo è lo slogan con cui l'Unione Popolare sta dando corso a Venezia, come in altre città italiane ad alta densità turistica, a questo flash mob. Un flash mob per chiedere un salario minimo di 10 euro l'ora. La protesta davanti alla stazione dei treni Santa Lucia di Venezia per dire basta ai lavoratori fantasma. Da qui è partita in contemporanea anche la raccolta firme per una proposta di legge. E sappiamo che nelle città turistiche abbiamo un livello di sfruttamento molto alto delle lavoratrici e dei lavoratori e quindi questa proposta di legge va proprio a inserirsi in una condizione di sfruttamento molto alto di questi lavoratori e di queste lavoratrici. A Venezia, città notoriamente dall'impronta economica legata al turismo, i lavoratori fantasma sfruttati con contratti capestri e finte partite IVA, secondo gli autori del flash mob, e da ricercarsi, tra gli altri, nel settore alberghiero, della ristorazione e in quello culturale, compreso quello museale. Tramite gli appalti e le esternalizzazioni abbiamo nel settore della cultura, ad esempio, dove viene applicato il multiservizi, che è il contratto delle pulizie, e anche il contratto della vigilanza, che è uno dei contratti più bassi in Italia, abbiamo dei salari minimi di ingresso di circa 6 euro all'ora. E le istituzioni culturali, tra l'altro, hanno degli introiti altissimi. Ad esempio la Biennale ha ricevuto 175 milioni di PNRR e non riconosce i lavoratori che lavorano nei padiglioni. Proposta di legge di iniziativa popolare e promossa con Unione Popolare anche da Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Ma da dove si andrebbero ad attingere i fondi necessari? Con un meccanismo di recupero sull'aumento dei prezzi. Una volta c'era la scala mobile è stata erroneamente abolita, aumentano i prezzi e non aumentano i salari.
Intanto c'è una forte carenza di manodopera. L'allarme è stato lanciato dal presidente di Venezia dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, Giovanni Salmistrari. La carenza di manodopera, la massima attenzione alla questione dei prezzi, i sistemi di gara pubblica e la burocrazia che troppo spesso ci opprime e ci crea più problemi che il lavoro stesso. Sono queste le problematiche nel settore dei costruttori edili illustrate dal presidente appena riconfermato di ANCE Venezia. Vanno attirate giovani figure, continua, sia operai che ruoli di gestione dei cantieri. Da tempo gli italiani faticano ad avvicinarsi a questo tipo di attività, col risultato che la manodopera è ormai multietnica, continua. Per questo sono stati firmati dei protocolli d'intesa con la prefettura per cercare di formare persone. Salmistrari spiega anche che negli ultimi 10 anni l'edilizia ha attraversato un periodo di crisi e molte imprese non hanno assunto personale, causando un buco generazionale e creando difficoltà anche quando arrivano buone notizie. I comuni che erano rimasti esclusi dai finanziamenti del PNRR hanno avuto soddisfazione nell'ottenere dei finanziamenti nuovi per il verde, la viabilità e la riqualificazione urbana. Questa è un'ulteriore occasione di lavoro per le nostre imprese del nostro territorio, anche se in questo momento la maggior criticità è la mancanza di manodopera e pertanto la difficoltà nell'eseguire tutti i lavori e tutte le opportunità che ci vengono date. L'obiettivo è quello di mettere in campo un processo aggregativo, creando al suo interno una sezione autonoma, ANCE Veneto Est, insieme alle province di Padova, Treviso e Rovigo, per ottenere più peso politico senza mai perdere l'ancoraggio alle singole realtà e specificità del territorio. Ed ora voltiamo pagina e andiamo a Jesolo per parlare di una serata di speranza e solidarietà con protagoniste anche le ragazze dell'Irigem. Il fascino di un'atmosfera unica sulla spiaggia, sotto le stelle, il coinvolgimento di artisti e del mondo della moda, ma soprattutto a rendere speciale la notte di speranza a Jesolo è stato lo spirito con cui si è svolto l'evento, e cioè il desiderio di fare del bene. Un'iniziativa andata in scena venerdì sera, organizzata da Cristina e Riccardo con il patrocinio del comune di Jesolo e la collaborazione del gruppo missionario Bedanda Onlus e dello stabilimento ospitante la serata, a cui hanno preso parte anche ragazze e docenti dell'indirizzo di estetica e acconciatura di Irigem, l'ente di formazione professionale con sedi a Bassano e Rosà. Un tassello in più che si aggiunge al grande mosaico della solidarietà che ritrae da anni Irigem, gli alunni, il corpo docenti impegnati su tematiche e iniziative sociali, mettendo a disposizione, come in questo caso, la loro creatività e le competenze acquisite, truccando le modelle e portando in passerella nuove sfumature di bellezza. Il ricavato della serata è stato devoluto alla Fondazione Città della Speranza, il cui principale obiettivo è sostenere la ricerca e le cure in ambito pediatrico, con particolare attenzione all'oncoematologia. Una notte di speranza che è stata un successo e al tempo stesso il modo migliore per dare speranza ai nuovi giorni. Ci fermiamo un istante e ci rivediamo tra pochissimo per parlare della festa del Redentore. Bentrovati in diretta con il telegiornale di Venezia di Antenna 3. A Venezia è una notte di festa, oggi è la notte del Redentore. Noi per tutti gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Buonasera Filippo, a te e ai nostri telespettatori. Sì, Venezia già da ore, già da questa mattina si sta preparando la grande festa. In città si stanno riversando decine di migliaia di veneziani, ma anche di turisti e di appassionati, ospiti da tutto il Veneto che sono venuti qua questa sera per la festa del Redentore, che è una festa importante per la città di Venezia. Ieri sera c'è stata l'inaugurazione del ponte votivo da parte del sindaco e del patriarca. Oltre alle feste esclusive nei palazzi, nei ristoranti, c'è anche la tradizione più popolare con le tavolate allestite lungo le rive della Giudecca, proprio in attesa del grande spettacolo pirotecnico di questa sera dei fuochi d'artificio. La città è esaurita, c'è un grande entusiasmo, si accede a Venezia, lo ricordiamo,
con posto attraverso la prenotazione, che è gratuita sia per le rive sia per assistere allo spettacolo pirotecnico dal bacino di San Marco. Ma come dicevamo ieri sera, l'apertura ufficiale del ponte votivo, e a questo proposito facciamo vedere il servizio, il nostro racconto che abbiamo preparato, e poi linea allo studio. Portando nel cuore le vittime degli incidenti a Santo Stefano di Cadore, è stato inaugurato ieri sera a Venezia dal sindaco Luigi Brugnaro con il patriarca Monsignor Francesco Moraglia, il prefetto e le autorità cittadine, il ponte mobile galleggiante che dalla fondamenta delle Zattere collega la Basilica del Santissimo Redentore per la grande festa cittadina. Attraversando questo ponte abbiamo rinnovato un voto che da quasi 450 anni ci lega indissolubilmente al Cristo Redentore. Un gesto che oggi abbiamo voluto compiere portando in cuore il piccolo Mattia, il suo papà Marco e la donna Maria Grazia, vittime innocenti di una tragedia che ha segnato tutta la nostra comunità. Dalla scalinata della Basilica il messaggio del patriarca. Monsignor Francesco Moraglia presiederà poi domani alle ore 19 il solenne pontificale del Redentore che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Per questa occasione domani il telegiornale di Treviso eccezionalmente non andrà in onda alle 19:30, ma subito dopo il termine della messa. Venezia è anche la città ponte che da sempre unisce Oriente e Occidente. È la città crocevia tra culture, religioni, popoli, uomini. Un ponte è qualcosa che va oltre. Un ponte è un futuro che attende e che, per quanto dipende dagli uomini, va preparato. Redentore è anche tradizione e stasera i fuochi designeranno in cielo una dedica speciale che vi riveliamo in anteprima. Sarà una dedica particolare dei fuochi quest'anno? Sì. A chi? Possiamo dirlo? Pax Tibi, non devo dirlo, l'ho detto. Vabbè, vediamo che venga fuori. Io ho fatto un fuoco d'artificio, ho detto faccio corto. Sì, perché è la pace con te. Perché penso che il tema della pace sia una cosa importante. Solo nella serata di mercoledì la Sagra del Pesce di Chioggia ha registrato 10.000 visitatori, una sagra nel segno dell'inclusività. Mai come quest'anno la Sagra del Pesce di Chioggia, giunta all'84esima edizione, ha dato spazio all'inclusione. Un sistema già rodato, ma che sta permettendo di raccogliere i suoi frutti passo dopo passo grazie alla collaborazione e all'unione. Per noi è molto piacevole, creare questa rete, in particolar modo riuscire a coinvolgere i ragazzi, i giovani del territorio, portando inclusione lavorativa anche per persone con disabilità. Riusciamo a creare veramente un mare di bellezza, perché così si chiama il nostro stand, coinvolgendo non solo i pescatori, che sono proprio pescatori del nostro mare, con un prodotto tipico che è il fasolaro, e poi tutti insieme riusciamo a creare questa forte sinergia, portando ai nostri turisti e alle nostre persone qui locali proprio un coinvolgimento che è a 360 gradi. Un pezzo aggiunto al mondo dei fasolari, il prodotto tipico di Chioggia che coinvolge i giovani e chi è affetto da disabilità. Il pezzo che abbiamo aggiunto è quello di far diventare questa peculiarità del territorio un qualcosa che possa coinvolgere fino alla parte più debole della comunità, e cioè la disabilità. Quindi noi abbiamo unito questi due mondi e abbiamo fatto in modo che i ragazzi sono dietro la cucina, cioè sono uno davanti all'altro, che si guardino e fanno esperienza uno dell'altro di come si possono sostenere le due cose assieme, perché dove non arrivano loro ci sono i ragazzi che danno una mano, così come possono. Dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città, Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domani, domenica 16 luglio, dalle 19 in diretta su Antenna 3, la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca. Per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo la Messa. Era questa l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale di Venezia. Adesso le previsioni del tempo e poi il TG di Treviso. Grazie per averci seguito, arrivederci. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo.
Anticiclone africano in rinforzo, l'ondata di caldo raggiungerà l'apice a partire da domenica 16 luglio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto non mancherà il sole, il cielo sarà sgombro da nubi un po' su tutte le zone della nostra regione, qualche velatura in montagna. Temperature in aumento e oltre la media stagionale di qualche grado, minime tra 17 e 25, massime sui 31-36 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in genere sereno, possibili nubi di passaggio al pomeriggio sulle Alpi, specie anche sulle zone interne verso il Cadore e il Comerico. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime sui 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà anche in questo caso molto soleggiato, come ci mostra la grafica, solo con qualche velatura. Temperature minime intorno ai 20-22 gradi, massime sui 34 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.